Fino al 16 giugno alle scuderie del Castello di Miramare si potrà visitare la mostra Cosmos. Ne parliamo assieme alla direttrice di Miramare, la dottoressa Andreina Contessa, che incontriamo appunto in una delle sale di questa mostra che veramente è allestita in modo mirabile. Qual è, dottoressa, l'idea di partenza? L'idea di partenza è quella dell'esplorazione scientifica e del fatto che per intraprendere un percorso di conoscenza bisogna andare oltre se stessi, allargare i propri orizzonti e intraprendere un viaggio. E quindi il sottotema è proprio questo del viaggio della conoscenza, che comincia per noi che siamo un castello ottocentesco, soprattutto nell'Ottocento, ha al suo cuore la narrazione della circumnavigazione del globo effettuata dalla fregata Novara, ma ci apre degli orizzonti sul passato, sul presente e anche sul futuro. Come è stata strutturata la mostra, il percorso proprio di visita? Allora, il percorso apre con una citazione di Rovelli che ci fa affacciare su questo infinito del mondo che conosciamo e che non conosciamo, che è il nostro mondo, che è il nostro ambiente del quale noi siamo parte. Entrando attraversiamo il portale di Cosmos e ci troviamo da una parte, diciamo, l'analogico e quindi gli antichi libri della biblioteca che sono stati di fatto il nostro punto di partenza. Ancora una volta, come è stato già per Ars Botanica, la biblioteca si è rivelata un tesoro per farci scoprire che quella di Massimiliano d'Asburgo non era soltanto una passione per il viaggio e per il mare, ma era fondata su numerosi studi. Ci sono circa 800 libri che sono dedicati alla geografia, quindi alla scoperta dei luoghi, alla navigazione, all'astronomia, perché non si può viaggiare per mare senza conoscere e saper misurare le stelle, alla scienza, all'etnografia, perché si tratta di andare a conoscere nuovi popoli e nuove culture. Ed è proprio questa l'idea di entrare in questo viaggio e ampliare il nostro orizzonte. E infatti troviamo appunto questi libri bellissimi della biblioteca, e poi troviamo questo mare che ci invita a salpare, ma se noi ci giriamo indietro vediamo che è proprio la nostra costa, è il nostro mare, e dall'altra una cosa che ci porta al presente ma anche al futuro, perché è un video che ripercorre la storia della scienza e delle conoscenze scientifiche, ma è realizzato attraverso l'intelligenza artificiale. Quindi siamo veramente, come dire, questo è un po' l'avvio che ci dà un po' le chiavi di lettura per la mostra. Un'altra chiave di lettura è appunto la raccolta dei dati, che è fondamentale a livello scientifico, lo era nell'Ottocento e lo è ancora e ancora di più ai nostri giorni, e non è soltanto la raccolta dei dati, ma anche la condivisione dei dati e l'interpretazione dei dati, che sono naturalmente importantissimi. Poi entriamo in una sala così panoramica che abbiamo dedicato così ariosamente alla preparazione del viaggio, perché un viaggio come quello della Novara andava preparato con molta circospezione, e quindi vengono poste delle domande su come preparare il viaggio e su come eseguirlo proprio all'Accademia delle Scienze di Vienna, che risponde con una pubblicazione nella quale sono elencati. Esattamente, si fa così a raccogliere i dati, devono essere schedati così, raccolti così, eccetera, conservati in questo modo, eccetera, eccetera. E c'è anche tutto il lavoro che viene fatto per allestire la nave, che è un veliero e che ha bisogno di tantissimo personale per essere funzionante dalla mattina alla sera in una navigazione lunghissima. Ci vogliono 352 persone per fare funzionare la Novara, e sono tutte lì piccole che stanno salendo sulla nave vicino a questo modellino bellissimo che ci viene appunto dall'estero.
si entra un po'. Da una parte si percorre la mappa, quindi l'itinerario della nave, e si entra un po' nel ventre di questa nave insieme ai marinai che appunto che la fanno funzionare. Si vedono dettagli a livello digitale della nave, ma si vede anche lo studio con tutta la strumentazione di bordo, che è originale, che proviene dai musei civici, mentre le mappe sono le nostre. Poi c'è anche una tastiera tattile che si può allargare, nel quale si può vedere tutti i dettagli di questa nave piano per piano, e sono bellissimi. E poi c'è un altro bellissimo pannello dedicato a chi ha problemi di visione e che quindi toccando può ripercorrere la forma e le componenti di questa nave e anche leggere un pannello in braille. Sopra di noi le amache perché sì, naturalmente noi siamo nella zona appunto dei marinai, per cui le amache venivano abbassate la sera per dormire, ma poi alzate durante il giorno, perché questo era uno spazio anche per mangiare, per vivere. Sì, cioè e poi proprio nei pannelli è ricostruito anche il fatto che le amache stessero praticamente sopra le tavole da pranzo, per dire la verità. Lei ha detto anche un'altra cosa importante per quanto concerne, poi dopo continueremo la mostra, ma per quanto concerne appunto ciò che si vede, perché parte arriva da Vienna, parte arriva da Miramare, parte arriva anche dai musei civici. Anche bella e suppongo indispensabile questa collaborazione. Sono bellissime queste collaborazioni, questi scambi tra i musei, e quindi noi ci crediamo naturalmente molto, ma ci sono state anche altre collaborazioni con l'università, con la SISSA, con altre istituzioni di Trieste, proprio per scambio culturale, ma anche per scrivere il catalogo, per preparare la mostra, per avere uno sguardo più largo su tutta questa mostra, che comunque contiene 180 oggetti. Non è una piccola mostra, perché sono sparsi in una superficie piuttosto larga, ma comunque è una mostra ricca anche di oggetti esposti. Alcuni di loro sono anche oggetti d'arte, perché tra gli studiosi che accompagnano appunto questa spedizione c'è Selleny, che è il pittore che è incaricato di fare schizzi e riprendere con la sua penna e il suo pennello tutto quello che si vede. Siamo a metà dell'Ottocento, quindi esiste già la fotografia, ma la fotografia ha dei tempi anche di produzione molto lunghi e molto difficoltosi. Probabilmente inizialmente c'era anche un fotografo che poi però si ammala e se ne va, e quindi la documentazione sono questi oltre 2000 disegni di Selleny, di cui abbiamo una parte esposti, che sono tutti originali e che sono tutti provenienti da Vienna. Invece, dottoressa, nel piano superiore che cosa troviamo uscendo? Qui già uscendo da questa zona troviamo tutti gli studiosi con tutta la loro storia, il loro ruolo, e poi saliamo in una sala dove sono evocati i loro studi, le loro sale. È evocata la sala principale che era la biblioteca, nella quale si incontravano tutti e si scambiavano anche i dati e parlavano e raccoglievano, e dove c'è anche la biblioteca, e dove sono esposti anche molti dei nostri libri, che sono molto importanti. E poi ci sono le sale che ci portano verso la collezione degli oggetti, perché quando si parla di oggetti si parla di reperti che sono stati raccolti durante il viaggio, che sono stati tutti portati qua e sono stati per un certo periodo a Trieste. L'idea di Massimiliano era proprio quella di costruire un museo con tutti i reperti della Novara, e poi questo naturalmente con il suo viaggio in Messico poi questo progetto non va in porto. Però viene organizzata comunque come prima cosa una grande mostra nella sala della Borsa di Trieste, di cui noi abbiamo questa stampa ricostruita in modo molto così scenografico, con la lista degli oggetti, e gli oggetti adesso sono esposti, perché l'idea è per noi
che siamo un museo, questo è importante, l'idea di mettere in mostra tutto quello che si è portato, perché c'era una curiosità enorme a quel tempo per questi viaggi e per i loro risultati, e quindi da una parte vengono pubblicati pian piano i 22 volumi che raccolgono tutti i dati, dominio per dominio, scienza per scienza, nel corso degli anni, e questi sono per gli scienziati, ma anche il popolo tutto deve sapere, conoscere ed è curioso di vedere tutto quello che viene da lontano. Quindi viene fatta questa mostra e viene esposto anche uno stand all'esposizione internazionale di Londra, di cui noi abbiamo il disegno originale, e quindi questa è un'altra storia, ma poi ci sarà, ma forse una sorpresa lo dico dopo, il nostro tuffo nel presente e nel futuro. Sì, quello poi, per dire la verità, parlando di tuffo, è anche abbastanza, come dire, io la chiamo immersiva. La sala della vertigine cosmica. È vero, sì, perché effettivamente mi hanno fatto notare che oggettivamente sì. E lì ci affacciamo sull'incognito, su tutto quello che ancora non conosciamo, che è enorme e che è ancora da scoprire. E che in qualche modo riprende diciamo così, l'animazione che si vede all'inizio, cioè probabilmente anche, vuol dire, era quasi implicito già nella spedizione della Novara, che poi si sarebbe dovuto guardare sopra, in alto. Si doveva guardare sopra in alto, si doveva andare avanti, perché la scienza è qualcosa che continua il suo percorso ininterrottamente. È questo anelito dell'uomo da sempre, che esiste da sempre, di scoprire il mondo intorno a sé e il mondo di cui noi siamo parte. E per questo il titolo della mostra è Cosmos, che è un omaggio a Alexander von Humboldt, alle sue pubblicazioni, alla sua figura, al ruolo enorme che ha avuto nell'Ottocento, e anche a tutte le sue intuizioni di interpretare il cosmo e tutto il mondo intorno a noi come un ecosistema nel quale tutte le cose sono legate, che questa è un'idea bellissima che per noi è scontata, ma che a quel tempo era un'intuizione nuovissima. Tra l'altro molti pannelli ripropongono frasi di Carlo Rovelli. Sì. Io le trovo particolarmente pregnanti, particolarmente parlanti, perché appunto fanno questo contatto tra il presente e il passato, si sente il peso della storia della scienza e della scoperta, ma anche un mondo che si apre davanti a noi, e anche lui mette molto l'accento sul fatto che noi siamo parte di questo mondo, e noi siamo immersi anche in questo cammino della conoscenza. C'è anche una citazione, una parafrasi shakespeariana che non è niente male, che ho riconosciuto subito. Quello che c'è da dire anche dell'allestimento è che anche i momenti più, come posso dire, più insomma, è un allestimento dove niente è fine a se stesso, cioè dove tutto quanto è funzionale. Forse per questo è anche così bello. L'allestimento è molto importante per questa mostra. Gli allestitori e Officina del DES sono stati bravissimi, hanno capito esattamente quello che volevamo, sono stati veramente efficaci nello svolgere, perché c'è un'altra sala nella quale c'è questo affaccio sul presente partendo dal passato, ed è quella dove c'è il tragitto, il percorso della Novara, e lì c'è tutto il percorso, che è veramente su un grande pannello, che è il pannello e la mappa storica del percorso della Novara, e dove cos'è un percorso disegnato se non una rete, no? Una rete sul mondo. E cos'è la rete oggi? La rete oggi. E quindi noi abbiamo aperto alcune finestre su alcuni di questi luoghi nei quali la Novara si è fermata, e li apriamo e li vediamo online come sono in questo momento, per cui in alcuni momenti, in alcuni luoghi è giorno, in alcuni giorni, in alcuni altri è notte, e naturalmente è come fare un salto. Noi oggi non abbiamo nemmeno bisogno di intraprendere un grande viaggio per fare un'esplorazione, perché appunto abbiamo la rete, abbiamo il web, però esserci di persona naturalmente è un'altra cosa. E tra l'altro poi diciamo anche la mostra rende anche giustizia alla fregata Novara, no? Perché nell'immaginario collettivo triestino la Novara è la Fatal Novara, invece
a parte che ne viene raccontata anche la storia, eccetera, la costruzione, tutte le varie ma poi fasi. anche l'importanza appunto di questa esplorazione scientifica. Beh, questa era un'esplorazione scientifica fortemente voluta da Massimiliano, come dire, sponsorizzata da lui, ma anche sostenuta veramente dalla Marina austriaca e dall'impero. Va detto che questo discorso delicatissimo di questo periodo che parla delle colonie ci lascia, come dire, un po' alleggeriti dal fatto che l'Austria non ebbe mai delle colonie sue, però intraprendere questi viaggi aveva sempre uno scopo che era molteplice, che era naturalmente scientifico, ma anche economico, anche diplomatico e anche a livello di difesa militare, perché si studiavano tutti gli aspetti della vita di mare, ma anche delle possibili produzioni. Per esempio, una delle cose che mi hanno colpito nel Rising, questo racconto, questo diario di viaggio che viene pubblicato e che tra l'altro ha un successo enorme ed è secondo soltanto al Cosmos di von Humboldt per un lungo periodo e viene tradotto anche in italiano e anche in inglese, è proprio questa attenzione per esempio anche ai prodotti agricoli, perché è un periodo in cui si cercano dei cereali, delle piante da trapiantare in Europa, che adesso per noi sono divenute, come dire, normalissime, ma che sono ricercate e raccolte e vengono osservati anche i modi in cui sono coltivate, il clima che è necessario per farli crescere bene, eccetera, eccetera, perché si cerca anche un modo, come dire, per dare da mangiare a tutti, no? per produrre sufficientemente cibo per tutta la comunità, che è una comunità che si sta ingrandendo in tutta Europa. E tra l'altro l'importanza scientifica della spedizione era tale che, se non mi sbaglio, persino Napoleone III aveva dato ordine, nel frattempo, mentre la nave era partita, erano scoppiate anche le ostilità fra Francia e Austria, aveva dato l'ordine che la nave non fosse toccata appunto dagli altre non navi ne tennero francesi. tanto conto, perché comunque cominciarono a mettersi sulla strada del ritorno, Sì. Però questo è importante, perché comunque è come oggi la scienza è, come dire, è un po' al di sopra, dovrebbe comunque essere al di sopra e al di là delle guerre e dei conflitti, e le finalità degli scienziati sono come dire, al fine dell'umanità e non soltanto dei singoli stati. Allora ricordiamo che la mostra Cosmos si può visitare fino al 16 giugno alle scuderie del Castello di Miramare. Grazie dottoressa per essere stata con noi. Grazie Ancora a voi. complimenti, perché davvero è una delle mostre più belle che mi sia capitato di vedere negli ultimi anni a Trieste. Grazie.